Il film è nato dal libro, il libro è nato dalla nostra vita, come hai detto bene. La mia famiglia mi ha sempre dato molta libertà fino ad arrivare a questo, fino ad arrivare a qualcosa di completamente diverso da quello che era iniziata. La vitalità che Joe porta, per cui mi ha cambiato la vita, insomma, e le mie esperienze mi hanno portato a prendere e dire: se io sono stato così bene per 19 anni della mia vita, perché non devo dirlo a tutto il mondo? Perché? E allora semplicemente ho cercato di lanciarlo nel mondo. E poi dopo le cose cambiano, trovi altre persone, il libro lo scrivi con gli editori, con la gente che lo legge, il film poi trovi Stefano e Stefano ti regala un universo che prima non esisteva, va a conoscere tutti, va a conoscere la mia famiglia, va a conoscere i dettagli, va a conoscere Joe, fa un lavoro incredibile e si arriva a un risultato che poi è quello che ha una storia, cioè qualcosa che va oltre la propria vita e passa da una bocca all'altra e si espande aprendo i cuori. La cosa più importante per me era che Giacomo fosse felice di quello che stavamo facendo, infatti ho spinto molto affinché lui fosse sempre presente sul set ed è di una generosità e di una maturità incredibile. Poi abbiamo trovato Lorenzino, che spacca. Ho cercato di mantenere quella leggerezza che avevo trovato nel libro e spero di esserci riuscito grazie all'aiuto di tutti questi artisti che mi hanno aiutato in questo percorso. Un attore segue le storie, qui c'è un romanzo di grandissimo successo scritto da un ragazzo di 18 anni, poi adesso è anche cresciuto, quindi, è diretto da un regista di poco più di 30 anni. È una storia che parla di diversità, lo fa usando la commedia, che secondo me quando è misurata come in questo caso è la forma cinematografica che assomiglia di più alla vita, ma soprattutto ci parla di ascolto, cioè questa è una famiglia che si ascolta. Se ci fossero più famiglie Mazzarioli in giro probabilmente vivremmo in una società migliore di quella nella quale ci troviamo a vivere. Quindi è un grande piacere rappresentare una famiglia vera che fa bene a tutti quanti e mi auguro che molti giovani vadano a vedere questo film perché Stefano ha fatto un grande lavoro e gli auguro grande fortuna in futuro.